La cattedrale di Vicenza, nel chiaroscuro delle candele, inondata dal profumo d'incenso, tra suggestioni antiche. Un rito sacro, profondo, pieno di momenti intensi. In una messa solenne, ma senza sfarzi, Monsignor Giuliano Brugnotto viene ordinato vescovo e inizia il suo ministero episcopale come guida della diocesi di Vicenza. Sfilano 23 vescovi di tutto il Triveneto e 2 cardinali, con Pietro Parolin, segretario di Stato del Vaticano, a presiedere la cerimonia. Reverendissimo Padre, la Santa Chiesa di Vicenza chiede che sia ordinato vescovo il presbitero Giuliano Brugnotto. Sì, lo abbiamo. Dopo la proclamazione del Vangelo inizia il rito di ordinazione. Viene eletto il mandato del Papa, quindi l'eletto, Monsignor Brugnotto, secondo l'antica tradizione, viene interrogato dal cardinale Parolin, che riecheggiando il discorso della montagna di Gesù, con parole piene di suggestioni, richiama le beatitudini di un vescovo. Beato il vescovo che fa della povertà e della condivisione il suo stile di vita, perché con la sua testimonianza sta costruendo il regno dei cieli. Beato il vescovo che considera il suo ministero un servizio e non un potere, facendo della mitezza la sua forza. Monsignor Giuliano Brugnotto si prostra. Il coro intona le litanie dei santi, poi i vescovi impongono le mani sul suo capo e il cardinale Parolin lo unge con il sacro crisma. Monsignor Giuliano Brugnotto ora è vescovo, gli vengono consegnati il Vangelo, l'anello, la mitra e il pastorale. È il momento dell'annuncio. Fratelli e sorelle in Cristo, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, da questo momento il vescovo Giuliano è pastore della Santa Chiesa che è in Vicenza.